Ha ricordato prima un progetto questo che riprende un'idea del passato per proporre un grande futuro. Esatto, un'iniziativa del genere veniva fatta già 35 anni fa. Le due regioni interessate erano il Veneto e allora il Trentino Alto Adige, perché la divisione non c'era ancora stata, per cui quando il presidente del Veneto Zovico ha proposto questa iniziativa, chiaramente ha trovato almeno in me le porte aperte. Devo dire poi che lui ha fatto un grande lavoro e i risultati di cui abbiamo sentito parlare oggi sono la testimonianza che l'iniziativa vale e che va portata sicuramente ancora avanti. Com'è la situazione giovanile in Alto Adige e che benefici può portare questo progetto? Allora, in Alto Adige a livello giovanile stiamo ricostruendo un po' tutto l'ambiente, ci sono già ottimi risultati, chiaramente poter lavorare in una situazione come quella di questo raduno non può far altro che elevare la cultura dei tecnici e quindi di conseguenza anche i risultati.